ringraziando Loredana Imperio e voi che siete venuti numerosi. L'occasione era quella di presentare il mio nuovo libro, una nuova piccola monografia, però densa, come vedrete, di documenti riguardanti una parrocchia molto importante. Se parlo così mi sentite, no? Quindi non c'è bisogno neanche, se vado lì magari col microfono. È una parrocchia molto importante di Treviso, così importante da lasciare nella toponomastica della città un segno indelebile, perché la porta cinquecentesca che introduce alla città di Treviso, che porta, diciamo, alla zona del mercato, per così dire, è dedicata naturalmente a San Tommaso. E qualcuno dirà, ma c'è un errore, Tommaso con una M sola. Invece non è un errore, non si tratta nemmeno di una deformazione dialettale, perché si potrebbe dire, beh, in dialetto magari le doppie non si mettono, ma in realtà invece è una precisa indicazione storica, in quanto il santo titolare della Chiesa non era San Tommaso Apostolo, ma Thomas, quindi Tommaso, italianizzato, Becket, arcivescovo di Canterbury. Quindi ecco perché spiegato San Tommaso, no? E qualcuno mi ha anche chiesto perché la croce di Malta. Esattamente come poi vedremo in seguito, quasi tutte le chiese dei Templari, specialmente qui nelle nostre zone, nel Veneto, dove l'ordine di Malta è stato molto potente, sono passate dopo il 1312 all'ordine di Malta, quindi da un ordine monastico militare a un altro. E questa croce di Malta è rappresentata proprio in un edificio pertinente alla parrocchia di San Tommaso, che si chiama Chiesa della Madonnetta alle sorgenti dello Storga. Quindi diciamo, questa è stata una composizione voluta, in quanto vi è un affresco dell'antica chiesa di San Tommaso, che ora si trova in un'altra parrocchia, staccato, e vi è anche questa croce. Come diceva Loredana Imperio, mi sono dedicato fin da sempre, diciamo, ancora quando frequentavo l'università, non ero ancora laureato, credo che già studiavo con la Lardi i Templari, e effettivamente ho cominciato a studiare il nostro territorio, e l'interesse era quello di riscoprire una storia ormai dimenticata riguardante i Templari, che però si può recuperare grazie a informazioni conservate negli archivi, soprattutto dell'Ordine di Malta. Il più importante per noi, quello del Gran Priorato di Venezia. Diciamo che fino a pochi anni fa era consultabile, adesso l'edificio è in fase di restauro, però questo archivio possiede una quantità enorme di documenti, in parte ereditati dall'Ordine dei Templari e in parte originali e autentici dell'Ordine, che sono stati gelosamente, diciamo, conservati e in parte trascritti per questioni importanti di rivendicazione dei possessi. Quindi una volta i documenti si conservavano anche quando, diciamo, non erano propri, ma indicavano un'eredità dei beni, si doveva dimostrare l'appartenenza. Quindi i documenti, tra i documenti iconografici più importanti ci sono i cosiddetti cabrei o catastici anche dell'Ordine di Malta, che sono dei volumoni molto grandi con informazioni scritte e anche acquarelli, disegni, in cui vengono rappresentate le proprietà dell'Ordine di Malta. Allora abbiamo detto che in taluni casi, non sempre, però in questi cabrei vi sono proprietà che appartenevano all'antico ordine dei Templari. Come facciamo per discernere le proprietà templari ab inizio e quelle che sono state
diciamo così, confuse? Beh, ci vuole una ricerca naturalmente d'archivio su documenti originali e non sempre va a buon fine, perché, come sapete voi per la storia di Vittorio Veneto, per Ceneda e Serravalle, gli archivi hanno avuto diciamo vicissitudini incredibili e Treviso è stata colpita da un bombardamento terribile nella seconda guerra mondiale che ha fatto fuori, per così dire, quasi l'intero archivio capitolare. Allora, nel caso di Padova o altre città o Verona possediamo una mole di documenti veramente enorme per ricostruire la storia di questi edifici. Per quanto riguarda le zone del Trevigiano tra prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, abbiamo anche perso gran parte dei manoscritti originali e già li avevamo persi anche precedentemente. Avevo realizzato una ricerca monografica qualche anno fa, cominciando città per città. Ho realizzato questo volume di templari a Padova e per quanto riguarda Padova vi sono 24 buste che si chiamano Commenda di Malta a Padova per ricostruire la storia dell'ordine dei Templari dell'ordine di Malta nel Padovano, dove avevano un'importante precettoria, probabilmente la seconda più importante nell'intero Triveneto, perché la più importante era sicuramente Tempio d'Ormelle, in provincia di Treviso. Questo lo dico in base ai documenti, in quanto nei documenti il priore, il precettore dell'ordine del Tempio, risiede a Tempio di Ormelle, che veniva chiamata Domus de Campania, dipendente dalla diocesi di Ceneda, no? E il vice priore risiedeva appunto a Padova. Quindi strategicamente controllavano così un territorio molto grande. Ho fatto una monografia su Breda di Piave e anche su Venezia. Qui vediamo il territorio della Marca Trevigiana, per così dire, della bassa Marca Trevigiana, non vediamo la parte della Pedemontana, anche perché gli ordini monastico-militari possedevano molto poco nella zona della Pedemontana e delle Alpi. Magari il Loredano Imperio potrà spiegare meglio di me il motivo per cui nelle zone dolomitiche e della Pedemontana non vi erano così tanti possessi, anche perché le confraternite legali gestivano, adesso si è girato, chissà perché, no, gestivano l'assistenza ospitaliera. Per i Templari l'assistenza ospitaliera non era obbligatoria, ma essi non negavano sicuramente una ciotola di minestra e la prima ospitalità ai pellegrini che percorrevano le vie di pellegrinaggio, che in quel tempo erano rappresentate dalle antiche vie consolari romane, in primis la Postumia e la Claudia Augusta, come sappiamo, e poi altre strade parallele, secondarie, che erano diventate importanti nel tempo. In questo caso, non ho una bacchetta però non importa, possiamo vedere che la maggior parte delle proprietà dell'ordine di Malta, qui siamo nel 1700, era nella parte diciamo est della città. Vedete segnate alcune località emblematiche: Borgo della Madonna, che sarebbe Madonna della Rovere, Santa Maria del Rovere, Selvana, San Bugole, Porto, Lanzago, Biban, Carbonera, Pero, Breda. Ecco, quella direttrice che va da Treviso a Breda e proseguiva fino al passo sul Piave di Candelù veniva chiamata anticamente la Cal Trevisana. Era una strada, diciamo, secondaria, che aveva assunto un'importanza proprio per quanto riguarda il pellegrinaggio per terra. I pellegrini arrivavano al passo Barche di Candelù, da lì potevano passare il Piave
e proseguire in direzione di Tempio di Ormelle. I Templari, che come sappiamo tutti erano un ordine essenzialmente militare, però come sapete benissimo controllavano le principali vie di pellegrinaggio di quel momento, del Medioevo, si erano installati diciamo, in una direttrice abbastanza strategica, quindi Treviso nella parte est, nel borgo che usciva dalla città, il cosiddetto borgo di San Tommaso, come si chiamerà successivamente, la zona di Selvana, poi Breda di Piave, dove con diciamo, un colpo di fortuna abbiamo potuto recuperare la storia di questa chiesa, in quanto è stato trovato un documento che attesta la templarità dell'edificio, anche se tarda la templarità. E poi abbiamo Tempio di Ormelle, al di là del Piave. Nelle nostre zone, nelle zone a nord, i Templari avevano possessi, abbiamo trovato qualcosa. Sappiamo che probabilmente avevano una casa a Conegliano e sappiamo proprio da studi del professor Tommasi che c'è una tradizione in cui si parla di terreni presso la torre di Tovera sul passo San Boldo. Non sono stati trovati ulteriori documenti per chiarire se queste erano proprietà rustiche, ma possibilmente sì, nel senso che in questi appezzamenti di terreno magari potevano sorgere anche delle piccole case per la raccolta del foraggio o di una domus rustica, come diciamo. Però per quanto riguarda le precettorie vere e proprie con chiesa ne conosciamo tre. Una, San Tommaso a Treviso, diciamo in città. Poi abbiamo San Paolo di Breda in alto, la vedete? San Paolo di Breda, e quindi Santa Maria del Tempio di Ormelle, chiamata anche dei Campania o di Oderzo, a seconda delle edizioni. Se avete qualche domanda potete anche interrompermi, così cerchiamo di chiarire subito i dubbi eventualmente che possano sorgere. Prima appunto di entrare nell'argomento chiesa, possiamo vedere proprio il borgo di San Tommaso. Vedete, la chiesa viene chiamata San Tommaso con una M sola e il borgo viene italianizzato. Questa è un'immagine del borgo naturalmente molto tarda, è un'immagine settecentesca, però per noi è ugualmente molto importante perché mostra alcuni aspetti di una Treviso, di una città ormai cambiata. Perché dico questo? Perché per esempio, come vedete a sinistra, il canale cosiddetto delle Convertite correva totalmente allo scoperto nell'area che oggi si chiama Piazza del Grano praticamente, no? E quindi questo canale, come vedete, doveva essere sorpassato da un ponte il quale si trovava proprio vicino a una chiesetta. Questa chiesetta era chiamata la Madonnetta o la Madonnetta in città, per distinguerla dalla Madonnetta in campagna. Perché Madonnetta? Perché il culto era dedicato alla Vergine Bambina, diciamo alla Madonna piccola. E quindi in un certo senso si può dire che in questi culti vi era il culto alla Vergine ma il culto anche a Sant'Anna, che è sempre stata, diciamo, considerata come la grande madre, no? Una protettrice che nel culto medievale ricorda sicuramente anche culti precedenti. In questa zona infatti il culto mariano era molto forte e molto antico. Si pensa che la Madonna Granda, Santa Maria Maggiore, e il suo capitello abbia sostituito un culto precedente a Iside. Naturalmente non ci sono prove, ma la tradizione dice di una continuità del culto mariano in queste zone. Il culto mariano l'avrebbero intensificato i Templari. Sappiamo che la Vergine Maria per i Templari era diciamo così la protettrice
in primis dell'ordine. Per quanto riguarda Treviso c'è una caratteristica: la loro chiesa originaria era intitolata alla Vergine, a Santa Maria del Tempio. Succede che a partire dalla fine del XII secolo la chiesa cambierebbe, e poi lo specifico bene questo discorso, cambierebbe la sua denominazione da Santa Maria a San Tommaso. Per noi è abbastanza enigmatico questo cambio, in quanto passare da una dedicazione maggiore dalla Madonna a un santo è qualcosa di strano, ma nel caso dei Templari si è ipotizzato che ci potrebbe essere una spiegazione, in quanto non solo vi era un ottimo rapporto tra l'ordine e Thomas Becket, ma probabilmente Thomas Becket è passato in Italia, cioè quando è passato in Italia è andato a Roma, si sarebbe addirittura fermato nella mansione di Caroviolo in Emilia Romagna. Il mistero comunque continuerebbe, perché non si capisce come mai questo santo, questo arcivescovo, avesse fatto un giro così largo, passando dal Veneto, poi scendendo dall'Emilia e finendo a Roma. E questo non lo possiamo dire, ma non possiamo nemmeno escludere che il suo passaggio o sia stato voluto oppure si sia recato addirittura a Venezia. E la terza ipotesi è che la dedicazione a San Tommaso Becket della chiesa, questa chiesa, sostituisca la dedicazione alla Madonna, in quanto la Madonna era già venerata in un primitivissimo capitello, chiesetta, che i Templari avevano edificato appena arrivati fuori dalle mura della città. Queste sono naturalmente ipotesi, però abbiamo documenti medievali e tardo-medievali che menzionano la chiesetta di Santa Maria del Capitel, che è quella segnata al numero 7. Questa parte della città si trovava completamente al di fuori delle mura medievali. Molti storici, compreso il sottoscritto anni fa, perché poi cadiamo in errori, perché magari scriviamo quello che hanno scritto gli altri a volte, no? Non controllando, e invece no, è fondamentale proprio concentrarsi moltissimo su queste cose, perché nel XII secolo le mura della città praticamente quasi non esistevano, oppure se esistevano si trovavano ben lontane da questa zona. Allora, le primitive mura di Treviso erano le mura cosiddette del Castrum Romano e si trovavano nella zona praticamente dove adesso c'è la chiesa di San Leonardo più o meno, e il Cagnan e il Ponte Dante, lì, quella zona, arrivavano fino a quella zona lì. Tutto il resto si trovava fuori, e nel XII secolo si costruisce una cerchia di mura medievali, la quale arriva effettivamente, come abbiamo visto, fino a dove attualmente c'è la cosiddetta Piazza del Grano. Qui vi era la cosiddetta Porta di Sant'Agostino, ma il culto di San Tommaso diventa così forte, così importante, che la porta medievale di Sant'Agostino cambierà il nome in Porta di San Tommaso in poco tempo. Quindi abbiamo anche questa indicazione in più. Il canale naturalmente è quello che resta di una specie di fossato che doveva proteggere ulteriormente le mura medievali della città. Cioè naturalmente si era di fronte a un sistema ben congegnato. I Templari si trovavano fuori delle mura e questo borgo si era venuto formando attorno alla chiesa di San Tommaso, in quanto la chiesa di San Tommaso con i Templari aveva generato lavoro e possibilità a persone che si trovavano nelle condizioni di donati o comunque lavoravano per la precettoria templare. Noi sappiamo sicuramente questo
poi lo vedremo e c'è nel libro, da un'antica edizione di una mariegola, di uno statuto di una confraternita chiamata di San Tommaso, in quanto molti membri vengono chiamati de templo, no? Persone che non solo potevano venire da Tempio d'Ormelle, come ha detto uno storico trevigiano conosciuto che si chiama Cagné, ma il de templo può indicare anche la condizione di donato, cioè io mi consacro totalmente, vita, morte, natura durante, all'ordine del Tempio e lavoro. Che cosa faccio? Come c'è scritto nella confraternita, posso fare il fabbro, posso fare il falegname, il muratore, il pittore, qualsiasi cosa, no? Quindi il borgo si forma attorno, come è successo nel caso di abbazie cistercensi in altre parti, ne avete visto vari casi in cui vi è la chiesa, l'abbazia e poi pian piano si forma attorno un nucleo abitativo, no? Di persone che stanno lavorando e che partecipano alla vita della parrocchia. Ecco, qui vediamo un ingrandimento. È interessantissimo notare che, allora, come vi ho detto, questa primitiva chiesetta o capitello non si sa se l'abbiano costruita i Templari oppure no, però comunque apparteneva all'Ordine di Malta successivamente. È interessantissimo notare che il canale passava sotto la chiesa stessa e in un'altra immagine si vede addirittura che vi è un passaggio in cui l'acqua scorre sotto, e questo, che per noi sembra assolutamente un particolare così decorativo, non lo era nel Medioevo, in quanto l'acqua era considerata qualcosa di sacro e non è un caso che in molti edifici religiosi piccole sorgenti o addirittura grandi sorgenti come a Chartres, lo sapete, si trovavano proprio sotto l'altare. Abbiamo vari casi anche nella zona di Santa Maria del Pallù presso Oderzo, dove ci sono fonti miracolose sotto l'altare. Vediamo che era proprio così dalle mappe. Vedete che questa è la chiesa della Madonnetta e se voi osservate qui sotto l'altare vi è proprio un passaggio circolare, un semicircolare, dove passava il fiume, l'acqua, quindi la chiesa era costruita sopra. E in alto vediamo la pianta della chiesa di San Tommaso come era nel Settecento. Vedete una chiesa già nel Settecento naturalmente trasformata, con 3 altari più una cappella a nord e un recinto. Il recinto più o meno doveva rappresentare il cosiddetto praticamente l'area, il Broleum, che i Templari possedevano fin dall'inizio praticamente, una parte chiusa di forma più o meno rettangolare. Questa è la chiesa di San Tommaso in alzato, da qui possiamo vedere che vi era una croce di Malta raffigurata sopra la porta, e in basso, qui in basso in questa posizione, vediamo un'altra chiesa sempre della Madonnetta. Questa si trova attualmente, c'è un'immagine nel libro, lo potete vedere, si trova ancora attualmente nella zona di Santa Maria del Rovere verso Selvana, si chiama la Madonnetta allo Storga, dove adesso c'è il parco delle Risorgive. Anche questa è interessantissima perché è una chiesetta campestre la cui abside guarda le sorgenti a nord, come in un culto forse pre-cristiano che è stato continuato nel tempo. Qui vediamo il borgo di San Tommaso come appare in una stampa della fine del Settecento. Vedete che il canale era sparito, era stato interrato ed è attualmente interrato. È esistente,
perché anni fa, facendo dei lavori presso Piazzale Burchellati e lato di Porta San Tommaso, ne è stato scoperto un tratto. Un altro tratto si può vedere sotto l'antico convento dei Gerolimini, l'ex casa, diciamo, di riposo, che scorre sotterraneo. Poi il canale scorre totalmente sotto questo percorso sotterraneo e sbuca un'altra volta in quella che è la via San Girolamo Emiliani. E qui abbiamo la chiesa della Madonnetta e qui di lato vedete spuntare un campanile. Ecco, quello era il campanile di San Tommaso, perché la chiesa si trovava più o meno in questa posizione, e dove attualmente adesso vi è un supermercato, è un edificio moderno. Questo è praticamente un'immagine che ci fa vedere com'era la situazione in quegli anni, il XVIII secolo. Parliamo un po' della storia naturalmente dei Templari, perché bisogna spiegare a come si arriva a questa situazione. Come abbiamo detto, i Templari arrivano a Treviso probabilmente nella seconda metà del secolo, non abbiamo una data precisa. Da un testamento di Bertaldo Bozzolino, prima era retrodatato ma adesso è collocato giustamente attorno al 1160 circa, e i Templari sappiamo che già certamente erano nella città. Non nella città come abbiamo detto, ma a ridosso della città, appena fuori. E questo perché? Naturalmente perché i Templari controllavano le vie di accesso alla città, e nel caso degli ordini monastico-militari, se vi erano anche ospizi, gli ospizi quasi sempre venivano collocati appena al di fuori della cerca muraria, per questioni anche igieniche naturalmente. Noi sappiamo che un piccolo ospedale, perlomeno nel 400, esisteva. Non sappiamo se fondato dai Templari, ma è possibile. Ospedale, ospizio, inteso nella forma medievale naturalmente del termine. Non dobbiamo pensare alle strutture odierne, ma sono veramente delle strutture che possono anche venire chiamate in altri modi. Recentemente, mentre sto studiando la zona di Vicenza, tra Padova e Vicenza, per esempio, vi è una struttura che viene chiamata albergaria, che fa venire in mente il nostro albergo, no? Per persone che si trovavano nella condizione di soggiornare momentaneamente, per esempio chi? Potevano essere alti dignitari, ad esempio. Sappiamo che la mansione, la Domus di Venezia, per esempio, funzionava proprio con le mansioni di quasi albergo o di luogo di ricevimento collegato allo Stato, e quindi è possibile che effettivamente fin da subito si siano fatte queste cose. E poi abbiamo una serie di documenti. I documenti sono stati rintracciati nell'archivio di Treviso, pochi per dire la verità, e nell'archivio di Venezia, e questi documenti ci menzionano vari personaggi, vari frati. Quanti frati? Non ne abbiamo la sicurezza. Sappiamo che vengono nominati vari frati, vari preti di questa chiesa. Dobbiamo supporre che nell'epoca templare perlomeno 5 monaci del Tempio dovevano soggiornare nella precettoria. Di che cosa si occupavano? Si occupavano essenzialmente dell'amministrazione fondiaria dei loro beni, che erano tutti collocati, come abbiamo visto, nella zona tra la destra Piave e la sinistra Piave. La sinistra Piave controllata soprattutto dalla mansione di Tempio di Ormelle, e la destra Piave controllata dalla mansione di San Tommaso. Questi campi, queste enormi proprietà fondiarie, si erano accumulate nel corso del tempo, probabilmente con donazioni e con acquisti, ma soprattutto donazioni, in quanto sappiamo che molte persone in quel periodo sentivano il richiamo della crociata.
E quindi abbiamo visto, e anche recentemente stiamo vedendo questo con Loredana, studiando alcuni documenti, e c'erano personaggi, valvassori, vassalli, valvassori, valvassini, che lasciavano momentaneamente i loro beni al Tempio. Li lasciavano momentaneamente e magari non tornavano anche più, perché morivano in battaglia in Terra Santa, e quindi i templari da assegnatari si trovavano con queste proprietà, e a volte le donazioni venivano post mortem. Una persona diceva: quando morirò lascerò tutto al Tempio, e così via. Nobili importanti come i Col San Martino vollero essere sepolti nella chiesa di San Tommaso. Quindi si suppone che i nobili, quando chiedevano questo, era perché avevano anche beneficiato l'ordine. E quindi questo è un po' il prequel della storia. Per quanto riguarda invece la storia della fine, è più o meno simile a quella delle altre domus templari nelle zone dell'Italia nord-orientale. Cioè, voi sapete che i templari vengono dichiarati estinti praticamente, tra virgolette, nel 1312, però questo ordine inquisitorio di Clemente V non è così violento nelle nostre zone per l'opera del arcivescovo di Ravenna Rinaldo da Concorrezzo, il quale fa di tutto per cercare di trattare bene i templari. Lo vediamo proprio negli atti processuali e nelle inquisizioni papali di questo periodo, in quanto gli inquisitori che vengono mandati a inquisire i beni di Treviso, di Ormelle, di Padova, eccetera, trattano molto bene i templari. Lo vediamo negli inventari. Loro possono tranquillamente dormire e mangiare lungo tutto il periodo, e sappiamo che Rinaldo li assolve alla fine, no? Non sappiamo che fine abbiano fatto i nostri templari nelle nostre zone, ma ipotizziamo che abbiano goduto di una pensione fino alla fine dei loro giorni, o che siano passati semplicemente in un altro ordine, come l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, cambiandosi d'abito. Questo perlomeno nelle nostre zone. In altre zone sappiamo che le cose andarono molto diversamente, dove addirittura furono imprigionati, torturati o mandati al rogo. Però qui vi erano due grandi protezioni, diciamo. Una era Venezia, che naturalmente non aveva avuto nessun interesse che i templari fossero distrutti, e c'era un legame molto forte fra loro, e l'ho detto anche prima, un legame addirittura di Stato, no? tra l'ordine e la Serenissima a Venezia, tanto vero che la chiesa templaria di Venezia sorgeva praticamente quasi in piazza San Marco, no? E poi Rinaldo da Concorrezzo, che fu una persona illuminata, diciamo un santo. Ultimamente fanno santi, no? Moltissime persone, papi, eccetera, e questi sono veramente i santi, perché lui ha combattuto pressioni enormi, e naturalmente c'era tutto l'interesse per far condannare i templari, ma non lo fece. Allora, come dicevo, quando arrivano gli inquisitori, arrivano alla chiesa di San Tommaso, però diciamo, quando arrivano alla chiesa di San Tommaso succede che, questo l'abbiamo visto in varie zone, qui è un momento, tra virgolette, mi permettete questa parola che si usa tanto qui in Veneto, è un casino questo momento, no? Perché vi sono interessi in gioco, no? Ci sono i caminesi, non c'è solamente il papato, e quindi quando avviene l'ordine di inquisizione, un po' tutti fanno a raffa e cercano di mettere le mani sui beni del Tempio, no? Quindi vediamo che, per esempio, non possediamo l'inventario dei beni della Chiesa
e non le possediamo nemmeno per altre chiese come per San Quirino o per Tempio di Ormelle. E questo perché? Perché probabilmente non hanno potuto entrare, perché le chiese erano occupate da partigiani, diciamo, della causa dei caminesi. Lo abbiamo visto in vari casi, questo l'abbiamo visto soprattutto per Tempio, ma in questo caso per esempio il patriarca di Aquileia, Giglione da Villalta, sembra abbia impedito l'accesso alla chiesa templare. In alcuni casi, in questo caso vi era ancora un prete. Negli ultimi anni della vita dell'ordine del Tempio, preti possono essere precettori dell'ordine. Questo per vari motivi. Vi era anche già una piccola decadenza in quanto avevano perso la Terra Santa, no? Erano morti tutti. Ed erano morti tutti. Quindi dopo San Giovanni d'Acri l'ordine si era trovato effettivamente in difficoltà. Uno pensa che era una passeggiata la crociata, così è molto folclorico l'idea di crociata. San Giovanni invece fu una carneficina. Si trovarono nella difficoltà e quindi molte chiese furono gestite anche da presbiteri e nel caso di Treviso lo sappiamo. Questo non vuol dire magari i templari, i monaci si concentravano in altre situazioni. Per esempio a Tempio di Ormelle sicuramente vi erano molti monaci che soggiornavano, ma la struttura della precettoria era completamente diversa. Andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato, prima di ritornare al nostro San Tommaso, andiamo a vedere la cosiddetta mansione di Breda di Piave. Breda di Piave sorgeva a pochi chilometri appunto della città, nella cosiddetta Cal Trevisana, dove vi era già nel Medioevo un castello, il castello di Breda. Non è rimasto nulla di questo castello, non sappiamo quando i templari arrivino a Breda, è ipotizzabile che accumulando terreni e proprietà abbiano chiesto in affidamento la chiesa. Noi sappiamo che la chiesa era templare dall'Inquisizione di Rinaldo da Concorrezzo, in quanto nel 1310 viene nominata, 1309 viene nominata e gli inquisitori si recano nella chiesa per fare l'inventario dei beni, ma il prete era già scappato il prete templare non c'era, prete o frate, non c'era perché probabilmente chi aveva saputo aveva pensato di mettersi in salvo. Possiamo pensare a Venezia soprattutto. Sappiamo anche che si era portato via una cassa e non sappiamo se contenente denari o documenti o questo, però è menzionato nell'inventario. A Tempio di Ormelle addirittura non poteva fare niente. Rizzardo diciamo dettava legge, e a San Quirino addirittura c'era la guerra in quel momento. Proprio gli inventari non sono prodighi di informazione come vorremmo, sono molto dettagliati sugli appezzamenti, sui campi, ma sugli edifici stessi non tanto, perché si può pensare che gli inventari venivano quasi dettati a memoria, perché non si poteva tanto stare lì in quei momenti, no? Questa è una caratteristica delle nostre zone. Questo è il campanile romanico, questa è l'unica traccia del Medioevo che resta a Breda di Piave. È un campanile probabilmente del XII secolo, ma non è chiaro se sorge sui resti e le fondamenta di una torre dell'antico castello. Probabilmente il castrum si trovava un po' più lontano, nella zona che si chiamava Le Motte. Il parroco qualche anno fa volle porre una grande croce di Malta a ricordare poi l'appartenenza effettivamente all'ordine di Malta della Chiesa. E qui vediamo, è molto interessante per capire il discorso che stiamo facendo, vediamo la chiesa di San Paolo di Breda
con le sue pertinenze nel Settecento. Allora, le caratteristiche delle mansoni templari di campagna sono tutte abbastanza simili per chi studia l'ordine del Tempio, in quanto i templari si collocavano quasi sempre presso una via d'acqua importante. Le vie d'acqua erano spesso navigabili in questo periodo e si collegavano tra loro anche con canali che erano stati creati fin dall'epoca benedettina o anche in epoca templare. E il fiume Musestre esiste tuttora e sebbene questo stiamo parlando di una situazione di 400 anni dopo della fine dell'ordine del Tempio, si intravede quella che è la caratteristica che vedremo anche per Tempio d'Ormelle di una mansione di campagna, di una domus di campagna, in quanto vi era una specie di recinto più o meno quadrangolare o rettangolare che qui era già scomparso, ne sopravviveva una parte che solamente distingueva l'area della chiesa, ma probabilmente era questa zona, no? Che racchiudeva importanti edifici per la sussistenza di una precettoria, in quanto le precettorie erano più o meno indipendenti economicamente e per la loro sussistenza. Producevano e il surplus veniva venduto per finanziare la loro in Terra Santa. I monaci avevano grandi proprietà attorno alla chiesa di Breda di Piave e all'interno di queste aree di solito vi erano edifici come granai, fienili, mulini che servivano alla sussistenza della precettoria stessa. Nel Settecento resta qualcosa. Adesso se andate lì vedete ancora la casa del parroco, ma è diventata una canonica praticamente, ma come potete vedere vi erano anche altri edifici. Naturalmente nel tempo sono stati trasformati e come accade per Tempio d'Ormelle sono quasi tutti demoliti, perché l'Ordine di Malta successivamente non aveva più interesse di mantenere queste strutture. L'Ordine di Malta si è trovato dopo il 1312 con un'enorme quantità di beni ereditati dai Templari e non avevano le forze sufficienti per poterli gestire e mantenere. Molte cose addirittura le lasciarono, le vendettero e altre le persero, però abbiamo visto, sempre facendo questa ricerca, che l'Ordine di Malta, diciamo, non era così specializzato nel far fruttare la terra come lo avevano fatto i Templari. I loro interessi erano anche diversi. Ricordiamo che l'Ordine di Malta era un ordine essenzialmente ospedaliero. Fino a qualche anno fa a Venezia stessa gestivano un ospedale che era ancora funzionante, quindi le funzioni erano anche diverse. Quindi sono spiegati anche i motivi e giustificati. Queste sono le proprietà, per esempio, nella zona di Breda di Piave. Erano enormi possessi che dipendevano dalla chiesa di San Tommaso. Quindi si può pensare che la chiesa di San Tommaso avesse esteso i suoi possessi fino alla destra Piave, quasi uniti con quelli di Tempio d'Ormelle. E quindi successivamente alla fine del XIII, in un'epoca tarda, avevano chiesto l'affidamento della chiesa di Breda. Perché diciamo in epoca tarda? Perché non vi sono documenti precedenti che attestino l'appartenenza di questa chiesa ai Templari. Vediamo un po'. Ancora la chiesa di Breda di Piave come appare in una foto dell'Ottocento. Vedete che sopra le porte vi erano rappresentate delle grandi croci dell'Ordine di Malta. Naturalmente si possono vedere più o meno scolorite anche adesso. Qui vediamo la pianta della casa del parroco, che probabilmente in passato sarà stato qualcosa di più, come un refettorio, e vediamo due curiosità quasi
quasi degli inediti, diciamo, perché queste cose non si vedono generalmente. Si trovano questa bellissima croce che, come vedete, è antica, perlomeno del 500, diciamo ha una particolarità, non si può vedere adesso, ma ha anche la scritta con INRI, no? L'INRI, e la N rovesciata. Lo abbiamo visto anche nella chiesa di Sant'Ambrogio di Fiera, chissà, forse una firma, in questo caso dell'ordine per contraddistinguersi, o chissà se c'è qualcosa di simbolico. Ma questa è una croce in argento che è conservata nella sagrestia, una croce cinquecentesca molto bella. E poi abbiamo una curiosità, che dentro la sagrestia sono conservati paramenti neotemplari. Si suppone che il parroco Zangrando, alla fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, abbia avuto un interesse per rinverdire i tempi, no, medievali, e alcune cerimonie si siano fatti, e vi sono alcuni di questi paramenti neotemplari dentro, e di Malta. È strano, perché forse lui sapeva qualcosa. Adesso tutto si confonde tra mistero e leggenda e non storia, ma il parroco Zangrando, improvvisamente alla fine dell'Ottocento, anche lui diventa ricchissimo e fa costruire un campanile gigantesco. Se voi andate a Brera di Piave vedrete un campanile gigantesco che non c'entra niente con la chiesa, proprio è una torre, è forse uno dei campanili più alti, no? E poi gli Zangrando comprano tantissime proprietà, tanto che diventano fedatari, diciamo proprietari di gran parte delle proprietà di Brera di Piave. Comunque chissà, questo è solamente qualcosa di folcloristico, ma non si può escludere che è un piccolo tesoretto, uno scavo fortunato magari l'avesse fatto, visto che quando hanno cercato, ma questo è proprio nel documento inquisitoriale, quando hanno cercato quello che cercavano, probabilmente perché a loro interessava gli sghe, non li hanno trovati, e hanno giustificato che il prete se li fosse portati via. Quando l'hanno potuto fare, i templari l'hanno fatto, no? E forse lo hanno nascosto, chi lo sa. Il Tempio di Ormelle è stato ben studiato, soprattutto da Loredana Imperio. Io mi sono dedicato per Tempio soprattutto alla parte storico-artistica, ma Loredana Imperio ha anche una relazione qui, spiegò molto bene l'Inquisizione a Tempio di Ormelle. Non mi soffermerò, però dirò alcune cose che servono per rientrare poi nel discorso di San Tommaso. Si tratta anche questa di una chiesa di campagna, una mansione di campagna, quindi con caratteristiche diverse a San Tommaso. Perché diverse? Perché la chiesa è un edificio fra i tanti esistenti che sono rustici, che comprendono stalle, abbeveratori, fienili, eccetera, eccetera. E nel caso di Tempio di Ormelle io ebbi la fortuna di partecipare a uno scavo archeologico con l'architetto Mingotto per qualche giorno, e proprio si vide che vi era il corso d'acqua, lambiva quella che ora è la casa canonica, e che una volta probabilmente non lo era il refettorio dei monaci, ma e vi era proprio un attracco per le barche. C'era la gualchiera anche. Ecco. La gualchiera. Qui abbiamo esattamente vedete, anche se è un po' fantastico perché la chiesa non è girata nella parte giusta, però vediamo che anche qui il fiume Lia lambisce la chiesa. Cioè fare nel Medioevo una chiesa lontana da un corso d'acqua, nel caso si tratta di una comunità monastica, è una pazzia naturalmente, no? È meglio porla vicino a zone come questa. Tempio di Ormelle è caratteristica perché, come vi ho detto,
Qui non si vede tanto, ve la faccio vedere in questo caso, poi si vede, sembrava come una piccola cittadella murata e fortificata, forse anche a Breda era così. Nel Settecento non lo sappiamo nel caso di Breda, però nel caso delle domus di campagna si trattava di piccole cittadelle quasi indipendenti. Vi erano diversi edifici, erano sicuramente già perduti nel Settecento, perché quest'area dedicata agli orti probabilmente non esisteva, non avevano nessun interesse a tenere orti dentro le mura i templari, perché avevano già tutto il resto del ben di Dio di proprietà fuori, e questa è una situazione già pertinente all'ordine di Malta, ma si può ancora vedere che vi era una specie di recinto murario, no? Non molto alto, però con una torre, sì, molto alta, una torre colombaia d'ingresso che svolgeva la funzione di difesa, ma anche era importante perché era una via di comunicazione importante. Sapete benissimo che i piccioni viaggiatori erano una comunicazione essenziale nel Medioevo, e i templari probabilmente lo avevano imparato dagli arabi in Terra Santa, quindi avevano sfruttato questa cosa quando si poteva. E tutti questi edifici già avevano perso quasi tutti la funzione del Settecento originaria, ma dobbiamo pensare che veramente era una città economica e amministrativa di enorme importanza, in quanto Tempio di Ormelle era la sede amministrativa per quanto riguarda l'Italia nord-orientale. Lo abbiamo documentato appunto quando fanno i capitoli e viene nominato il precettore della Domus de Campania. Questa è un'immagine di Tempio di Ormelle prima di restauri, prima di restauri che hanno riportato e in parte anche distrutto, perché hanno distrutto una parte della chiesa, ma hanno anche riportato l'aspetto originario romanico del porticato. Se andate a Tempio di Ormelle, alcune curiosità, guardate sempre in alto, perché le croci Fichet, con un peduncolo a forma di pugnale praticamente rosso su sfondo bianco, originali, si trovano nel sottotetto in alto tra gli archetti ciechi, e queste sono le croci originali dei Templari, mentre le croci che sono dentro a un circolo, che sono le croci diciamo di Malta, sono effettivamente posteriori perlomeno del 500 e appartengono a una successiva fase storica della chiesa. Vi sono vari affreschi, e ci sono affreschi trecenteschi come il grande San Cristoforo in facciata, e vi sono affreschi a vari strati. Lo strato più antico, come potete vedere lì, è rappresentato da scritte che rappresentano sono indecifrabili naturalmente perché sono così frammentarie, ma chissà se erano didascalie a un ciclo di affreschi che stava sotto, cristologico. Sappiamo che il ciclo cristologico esiste, sebbene in forma quasi sinopiale, si può vedere ed insiste sopra questo strato che abbiamo visto prima. Allora che cosa si può pensare? Che i Templari o hanno ereditato una chiesetta che già esisteva, e questo forse lo possiamo evincere da un documento che Loredana anche ha citato per primo, o forse non hanno fatto altro che costruire una primitiva chiesetta, l'hanno decorata e poi l'hanno ingrandita e innalzata facendo un altro ciclo di affreschi 100 anni dopo, che è un'ipotesi molto plausibile. E ritorniamo a Treviso, e le domus di città erano completamente diverse, perché qui non c'era bisogno di edifici, adesso non si apre, maledetta, aspetta, ecco, non c'era bisogno di edifici amministrativi di grande importanza. Di solito la chiesa di città
La chiesa diventa totalmente di città poi quando si costruisce una nuova cinta muraria che ingloba questo borgo e la chiesa diventa precocemente una parrocchia cittadina. Una parrocchia cittadina, quindi la parrocchia ha funzioni prettamente di tipo religioso, eccetera. In epoca templare si può ipotizzare che il frate economo prendesse nota delle derrate alimentari che arrivavano, partivano, della produzione e di tutte quelle cose simili. Però, come potete capire, le strutture erano sicuramente diverse. Vicino alla chiesa, più o meno in questa parte, sappiamo che in epoca giovannita, appunto del tempo dell'Ordine di Malta, sicuramente esisteva un piccolo ospedale che poi scompare. Che cosa è stato interessante nel campo della ricerca dell'archivio? Trovare documenti sull'aspetto originario della chiesa. Ritornando a questi documenti, qui abbiamo un alzato della chiesa e come vedete vi sono elencate tutte le proprietà attorno alla chiesa e vi è una grande croce di Malta effigiata sopra l'ingresso. La chiesa aveva 2 porte, non 3 come solitamente avveniva nelle chiese di campagna, dove vi era anche la cosiddetta porta del cimitero nell'area cimiteriale, ma nel caso della città questo non serviva perché abbiamo visto che la chiesa aveva come una specie di sagrato di broglio che la circondava e le tombe venivano collocate un po' dappertutto. Sappiamo che il cimitero di San Tommaso ha svolto funzione di cimitero per la città per diverso tempo e le sue tombe sono state dismesse solamente con l'invasione napoleonica. Qui abbiamo un documento che rappresenta quella che era la casa canonica del parroco nel Settecento. Generalmente le strutture murarie originarie si mantenevano, venivano rifatti gli interni. Sappiamo che le strutture continuavano a resistere fino all'800 perché addirittura, adesso qui lo vediamo, abbiamo un'immagine che Attilio Lazzari scattò nel 1930, è rovesciata ma non importa perché più o meno è la stessa cosa. Questo sarebbe il timpano della chiesa che aveva una grande croce di Malta raffigurata, no? Quindi le case si erano ristrutturate, era cambiata la disposizione, no? Però probabilmente le mura medievali e gli edifici erano rimaste lì fino a quando? Fino a quando vedremo vengono completamente rase al suolo, naturalmente tra l'800 e il 900, che sono proprio 2 secoli devastatori per il nostro Medioevo. E qui abbiamo un altro documento d'archivio che rappresenta il coro della chiesa nel Settecento. Vediamo, io non mi soffermerò su queste informazioni. La mia ricerca d'archivio ha trovato tante informazioni su come erano decorati questi altari, quali erano le opere d'arte che vi erano dentro. Si trattava di una chiesa sicuramente molto bella, è anche detto dagli storici di quel tempo, e con numerose opere d'arte. Vi erano tombe importanti di artisti come quella di Giovanni Marchiori, che fu uno scultore importante del secolo XVIII. Nel libro ipotizzo che in questa chiesa si trovasse anche questa magnifica tavola di Antonello de Saliba, nipote di Antonello da Messina, in quanto sappiamo che Antonello de Saliba e Pietro de Saliba erano presenti a Venezia nei primi anni del Cinquecento. Perché dico che forse questa tavola si trovava a San Tommaso? Perché questa tavola è finita nella chiesa di Santa Maria del Rovere, che fu costruita successivamente, dipendeva dall'Ordine di Malta. Questa tavola si trovava fino a poco tempo fa nella sagrestia
essendo un'opera di importanza fondamentale, di grande qualità artistica, sembra strano che questa tavola venisse realizzata per restare una sagrestia di una chiesa di campagna dell'Ordine di Malta. Ma sappiamo invece con certezza che quando fu demolita la chiesa di San Tommaso, alcune opere e le suppelletti vennero divise fra la chiesa di Sant'Agostino e la parrocchia di Santa Maria del Rovere. Non abbiamo naturalmente il documento per certificarlo. Questa opera si trova al Museo Diocesano attualmente. Io credo che sia una delle tavole che vengono menzionate come della pietà di Gesù Cristo e che erano presenti nella chiesa di San Tommaso effettivamente. Qui vediamo com'era la chiesa di San Tommaso e dite: ma dov'è la chiesa di San Tommaso? La chiesa di San Tommaso era stata inglobata in edifici ad uso di abitazioni nel secolo scorso, e questa è una foto del 1930. I muri laterali della chiesa praticamente rappresentavano una parte della casa stessa, e il timpano con quella croce che vi ho mostrato si trovava dentro. E probabilmente qui hanno abitato persone ignare della storia del luogo, e tutti questi edifici sono stati demoliti solamente abbastanza recentemente, tra gli anni 50 e 60, quando sono stati costruiti i moderni condomini. Possiamo garantire che anche recentemente, quando si fecero lavori per la costruzione di un parcheggio, si trovarono diverse ossa, e sempre sono state trovate ossa in questa zona, a testimonianza che vi era il cimitero prima templare e poi dell'Ordine di Malta. All'interno di questi edifici, fino al 1930, esistevano ancora strutture antiche come questa piccola cappelletta con un soffitto ottagonale, come per esempio si trova nella chiesa simile di San Gaetano, San Giovanni del Tempio a Treviso. Ecco, ho nominato questa chiesa. Questa è la chiesa che per molti è stata definita la questura, perché si trovava vicino alla questura una volta. Chiesa di San Gaetano, anticamente di San Giovanni del Tempio. Era una delle chiese dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme o Ordine di Malta, no? Era la chiesa di città dell'Ordine di Malta, perché ne aveva una più importante appena fuori a Sant'Ambrogio di Fiera. Questa chiesa vedete, ha una facciata cinquecentesca, però vedete il campanile è romanico, e nel campanile romanico vi sono degli affreschi proprio di quell'epoca. La cosa interessante è che sia la chiesa di San Giovanni del Tempio, dell'Ospedale, come vogliamo chiamarla, questa, e sia la chiesa dei Templari, quella che abbiamo visto di San Tommaso, nei documenti medievali viene menzionato che vi era un portico davanti, che correva davanti alla chiesa o tutto attorno alla chiesa, come al Tempio di Ormelle. Si chiamava Anclaustrum, era una struttura simile appunto al nostro chiostro, ma vorrei dire proprio preciso a quello di Tempio di Ormelle, dove venivano redatti importanti documenti pubblici. I monaci si trovavano proprio in questo posto per stilare documenti importanti riguardanti l'ordine del Tempio o la città stessa. E noi abbiamo una visione deformata del Medioevo, pensando che le chiese o i conventi fossero delle entità quasi staccate dalla vita civile di quel tempo, e invece non lo è. Chi ha visto alcuni film di registi ben più consci del problema, come Pupi Avati, mi ricordo fece un film molto bello in cui c'è una scena, adesso non mi viene in mente il titolo, non so,
se vi ricordate, vi è una scena in cui a un certo momento mostrano una chiesa, e nella chiesa, in questa cattedrale, stanno giocando a scacchi, stanno addirittura tirandosi la palla, eccetera, perché era un luogo di riunione, di incontro, e nel caso dei Templari erano luoghi dove si redigevano importanti documenti per l'ordine e per la storia della città. Qui vediamo quello che vi ho detto. Questa è la Mariegola, o è una raccolta di pergamene fantastica che si conserva alla Biblioteca Comunale di Treviso. Le più antiche sono del 1332 e menzionano tutti i componenti della confraternita di San Tommaso. E qui è molto bello perché se qualcuno riesce a leggere vedrà appunto De Templo e poi altre funzioni. Questo è una pagina di un cabreo. È da qui che si possono avere notizie sull'aspetto della chiesa, sugli edifici e cose simili. Poi vi faccio vedere la famosa chiesa della Madonnetta allo Storga, dove vi è questa famosa croce che io ho messo in copertina. Si trova appena fuori dalla città, presso le sorgenti dello Storga. È un capitello dedicato alla Madonnetta, la Sant'Anna con la Vergine Maria Piccola, cinquecentesco, era sicuramente presente. Non sappiamo se ci fosse anche in epoca medievale, non abbiamo documenti così antichi per poterlo dire, però lo ipotizziamo. E per ultimo vi faccio vedere alcune cose che vi erano nella chiesa di San Tommaso. Vi erano importanti affreschi, questi della fine del 300 e degli inizi del 400, rappresentano una flagellazione di San Sebastiano, come in questo caso. Qualcuno mi ha detto, o una flagellazione di Cristo. Qualcuno mi ha detto, come fai a dire questo? Infatti non si può dire, perché San Sebastiano fu flagellato dopo il martirio con le frecce, perché ancora non morì, no? E Cristo fu flagellato alla colonna. Sono due episodi che nel Medioevo sono rappresentati molto simili. In ogni caso, questi episodi venivano rappresentati quasi sempre dopo una grande epidemia di peste. Lo abbiamo visto tantissime volte, perché il mostrare le ferite era qualcosa di apotropaico in periodi in cui vi erano grandi epidemie, quindi una specie di affreschi ex voto che si facevano nelle chiese. Ho detto San Sebastiano perché effettivamente San Sebastiano si trova specularmente, e qui è un'incoronazione di San Sebastiano, un'iconografia molto strana. Qui si vedono sì le frecce, ma si vede San Sebastiano che è incoronato dagli angeli. Questi affreschi non si trovano più a San Tommaso, sono stati staccati nel corso dell'Ottocento, quando la parrocchia è stata soppressa, e portati e murati nella chiesa di Sant'Agostino, che è lì vicino e che si possono ancora vedere. La stessa cosa è stata fatta per alcune opere d'arte, tra queste la statua settecentesca, 1704 circa, di San Valentino. È importantissimo perché sappiamo che la devozione a San Valentino era medievale e naturalmente è continuata nel corso del tempo fino a confluire in una cosiddetta scuola di San Valentino. Ma San Valentino era una devozione molto antica e naturalmente molto diversa da quella che facciamo noi adesso. Io posso ricordarmi, sebbene non sono vecchissimo, ho 46 anni, però posso dire che quando ero bambino mi ricordo che la devozione di San Valentino nella zona era sentita a tal punto che il parroco di Sant'Agostino esponeva tutti gli anni l'osso, la reliquia di San Valentino, che era conservata, che era una reliquia che i Templari sicuramente avevano portato
nella chiesa di San Tommaso, perché io ho trovato i documenti che era conservata lì, è che il parroco dava da baciare ai fedeli nel giorno di San Valentino. Questa usanza non si fa più, ma veramente vi era qualcosa che andava ben al di là della religione, perché era qualcosa di magico veramente, come succede ancora in alcuni paesi, per esempio dell'Italia centrale, in quanto San Valentino era protettore di bambini, considerato non solo protettore dell'epilessia ma anche di bambini. E i bambini, io mi ricordo che mia mamma mi portava a Sant'Agostino nel giorno di San Valentino. Quindi vedete come la storia non è fatta a compartimenti stagni, ma tutta si collega, no? E quindi abbiamo avuto una testimonianza sia iconografica e sia nei documenti. Io avrei finito, e se nel caso avete voglia, oltre al mio libro che ho fatto su San Tommaso, ho fatto una monografia simile per quanto riguarda Padova, e vi invito anche a leggere la mia nuova rivista a carattere nazionale che si chiama Italia Misteriosa e che vuole portare all'attenzione luoghi come questi, praticamente dimenticati, un po' strani, segreti, che si trovano nella nostra bellissima penisola, perché noi siamo sempre un po' esterofili, no? Pensiamo a Stonehenge, pensiamo alla cattedrale di Chartres, abbiamo un sacco di località sconosciute. Io, parlando a Treviso con i trevigiani, praticamente nessuno sa di questa storia della chiesa di San Tommaso, eppure tutti i giorni dicono: troviamoci a Porta San Tommaso, troviamoci a San Tommaso, e nessuno sa di questo. Ecco, questo è un recupero che oggi abbiamo della nostra storia. Grazie. Ci sono domande? No, è stato chiarissimo. La chiesetta della Madonnetta non è rimasto più niente? Quella in città non è rimasto più niente. Proprio adesso c'è un parcheggio e noi abbiamo sempre auspicato che un giorno ci sia una persona illuminata che faccia un buco anche di 1 metro per 2 lì, perché effettivamente sono sempre venute fuori cose in passato, però sappiamo come va, dicono non ci sono soldi, eccetera. Quello che auspichiamo è per esempio perlomeno una targa esplicativa che ricordi un po' la storia e l'importanza del luogo.